Amici bellini, buongiorno, buonasera, insomma quello che è il bilancio. Io volevo fare il video sul bilancio, fare un primo bilancio sulla Serie A e invece esce di nuovo la storia del bilancio del Napoli e la situazione Osimhen eccetera eccetera. Sono un po' stufo onestamente di ripetere sempre le stesse cose, infatti mi faccio aiutare dal gruppo Telegram. Cominciamo. No, veramente, perché pare che poi dobbiamo ripetere, perché ogni volta che ne esce una nuova tornano alla carica quelli che vogliono tornare alla carica facendo dei paragoni disomogenei. Diciamo disomogenei. Benvenuto Gennaro De Cristofaro e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Grazie per chi ha guardato ieri il video con il professore e ho letto dei messaggi, avete ragione, non siamo andati molto nel profondo, io ci ho provato con certe domande, però è un argomento delicato, io capisco anche che il prof non volesse andare oltre, insomma, quello che è anche il rispetto nei confronti di certi colleghi, quindi è un discorso che noi abbiamo aperto una porticina e vediamo dove questa porticina ci porta. Ci porticina perché se ne riparlerà e la questione degli infortuni va approfondita. Oggi sono arrivate nuove notizie su Politano e Lobotka, però andiamo per ordine. Un abbraccio a Danilo, me la metto e faccio tutto devo fare anche lo short, maronna mi sono dimenticato, aspetta. Allora partirei da questa immagine qua, così random, che mi è capitata, gli amici bellini me l'hanno mandata. Viva l'amore, non mi viene, cioè Atletico Madrid, Real Madrid con Napoli in mezzo, lasciamo stare. È uscita sta storia di Neymar, onestamente, poi la questione è che al di là dell'età, l'essere poi pronto per fare partite di un ritmo, dice meglio De Bruyne, fatemi dire meglio Kevin, anche se Neymar, però meglio che le famose sliding doors. Andiamo avanti, questi sono gli infortuni. Poi voglio onestamente Lukaku è traumatico perché tirando ti si è tirato, continui, si è spizzata la mano. Buongiorno è la situazione che ovviamente va in copertina e Rachmani, Politano pure facendo dei movimenti, parli il gluteo, si è distratto il gluteo e così, e quello che è Milinkovic-Savic un po' a schiena, ci fa male lo calma, Anghissà dovrebbe essere in panchina, adesso controlliamo. Però questa è la notizia del giorno, non lo so se va in copertina, vediamo. Non emerge un disegno illecito delle intercettazioni, stupiti per la diffusione di atti di indagine riservati. E qua è una prima cosa che va messa in chiaro, però io ve lo dico subito, a me piace pure, Cioè, se noi aprissimo tutto quello che è riservato, tutte le chat interne di tutte le squadre, io penso che ci divertiremmo molto. Tutti quelli di tutte le squadre, però. Apriamole tutte e vediamo che succede. Che poi alcune cose è chiaro che fanno sensazione e fanno titolo, però alla base ci deve essere un disegno, che è quello che poi ha portato a quello che è stata la penalizzazione della Juventus, e non è comparabile, lo vogliamo ripetere un'altra volta, oltre al numero degli illeciti, che era tutto un disegno di più di 40 operazioni, parliamo anche di una società quotata in borsa, quindi quando fai non mi devo ripetere. Speriamo per cronaca le leggiamo le cose. Andrea Chiavelli addio degli azzurri in chat a Cristiano Giuntoli, battuta accompagnata con una serie di emoticon, lo riporta la Repubblica. Poi c'era anche Pompilio che dice Cristiano, fidati, non puoi renderti conto di cosa ti ha chiesto, fammi lavorare. Sto fermo, infatti mi ha detto di mandarla sperando che non accettino, perché poi si parlava anche di De Laurentiis, come stava vivendo quella trattativa. Evito di ripetere quella parola perché sennò ci flaggano. Scrivi che siamo stati fortunati che Amrabat e Kumbulla non sono voluti venire. Questo è un altro retroscena, cioè se noi apriamo tutte le chat io mi diverto perché vediamo dei retroscena interessanti. Falso, falsissimo. Altrimenti bisognava giocare in attacco con Petagna. Vedi che poi quando c'hai un budget e lo allochi per fare delle operazioni, poi dopo non ce l'hai per spenderle in un altro ruolo. Vedi come è andata a finire con Højlund quest'anno. Non devi scrivere nulla, tracce nelle mail non si lasciano, a voce quello che ti pare. Questo è quello che ovviamente fa gridare allo scandalo tutti, e ne sono d'accordo, perché alla fine dovrebbe essere tutto pulito, tutto sistemato, ma stiamo parlando del calcio,
Per analizzare la posizione dei nostri da trasferire a loro mi ci vogliono almeno 2 o 3 ore, devo far scaricare dal sistema lo storico federale e poi fare i calcoli, niente di strano. Allora fallo fare in modo approssimativo, gli diamo uno specchietto della previsione al volo. I procuratori dei 3 calciatori Manzi, Palmeri e Liguori, che gli altri tifosi si divertono a ripetere a pappardella. L'operazione è stata gestita in tutte le fasi dai dirigenti del Napoli, da Repubblica che insiste così. Sono questi tutti gli amici bellini che recuperavano tutto lo storico, e in questo c'è anche questo però nello storico, perché Tutto Sport, quando doveva parlare della situazione di Giuntoli, e cioè il 20 gennaio 24, quando era DS della Juve, col caso Osimhen, Giuntoli non c'entra nulla, lui manco sa chi è, la Juve è tranquilla. Mentre oggi il Giuntoli, che non è più dirigente della Juve, faceva parte della connection, è stata tutta un'idea sua, arrestatelo. Ovviamente questa è l'esagerazione del racconto, ma gli articoli erano questi, perché la Juve è tranquilla, e invece Giuntoli e Pompilio non lasciare tracce, le frasi. Ve li devo elencare? Tutti gli affari nel menino della Covisoc, cioè perdiamo tempo, potremmo perdere tempo. Robella, Portanova, Petrilli, Manzialo, Lungogi, Tonghia, Marley, Parodi, De Marino, Sene, Albian, De Fonseca, Zuagoro, Lamanna, Barbieri, cioè diventa salviniana. Quindi evitiamo tutta una serie di giocatori tra conosciuti e sconosciuti che facevano parte, vedete c'è un nome che rientra in parecchie operazioni, insomma, così, che poi questo è Pjanic, se vedete il Barcellona c'è pure Pjanic con tutte le cifre vicino, eccetera eccetera. Questo poi non lo so perché come mai il quotidiano della Repubblica appartiene a Gedi, gruppo editoriale, lo sappiamo lo sappiamo benissimo, che a sua volta è parte del gruppo Exord controllato dalla famiglia Agnelli. Vabbè, quando poi si vogliono divertire, questo dovrebbe essere il capuano. Al di là delle difese d'ufficio, è evidente che la vicenda procura imbarazzo di disparità di trattamento con il caso di Juventus, che non è uguale, lo deve dire perché da cronista, che non è uguale, evidente, ma che è stato mandato a processo anche per alcune evidenze per la quale la procura FIGC ha scelto di soprassedere nel caso del Napoli. Perché dovrebbe rispondere con trasparenza la stessa procura, perché ne va della sua credibilità. Va ricordato che ha deciso non meritassero approfondimento mail e chat in cui trapela la consapevolezza dei diretti interessati di maneggiare un'operazione quantomeno opaca. Ma quanto siete proprio delle vittime. I famosi segnali autoaccusatori su cui fu fondato il processo sportivo alla Juventus. No, 40 operazioni, caro mio, 40, non una. Il resto sono legittime prese di posizione di parte, e io prendo la mia posizione, perché io non ho mai avuto problemi a dire è un'operazione un pochino offusca, ma è una. Quando poi vai a vedere, quando scopri che è il Lille che voleva quel tipo di operazione, il Napoli era pronto comunque a spenderne 57 circa per il solo Osimhen senza inserire nessuno, si viene a capire ancora una volta che il Napoli non aveva nessuna intenzione né movente né particolare motivo per fare una cosa del genere. E ovviamente basterebbe leggere i commenti degli utenti direttamente, e se qualcuno avesse voglia di approfondire ulteriormente, e io non ho né ho, perché l'abbiamo già fatto, Ziliani fa tutto l'articolo pesante e dettagliato dove ripete tutta la situazione, insomma, che già è stata archiviata dalla dirigenza, dalla procura alla sportiva, no? dalla giustizia sportiva, eccetera eccetera. In estrema sintesi mi piace quello che dice Roberto Manganiello, te la faccio semplice: al Napoli non servivano plusvalenze, che non in borsa e rispetta da sempre il fair play finanziario. Tutto fu deciso da Lille unicamente per propri scopi. Il Napoli pagò 76,4 milioni, che anche togliendo i 19 di tutti i ragazzini, Carnesis eccetera eccetera, per i 4 a Lille sono 57,3. Proprio veramente smettiamola, dateci una maxi multina, fate quello che volete, toglieteci tutti gli scudetti, tanto noi li festeggiamo lo stesso. Se quelli mettono il 38, espongono il 38, noi continueremo a esporre il 4. La sensazione è semplicemente che c'è un po', avete sentito Gattuso ieri annusare il pericolo. Io credo che in giro per l'Italia stiano annusando d'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora, il pericolo che il Napoli possa inopinatamente fare un altro campionato di vertice, dando ovviamente il fastidio che ci ha spiegato anche Conte lo sa
cosa significa dare fastidio essendo stato in 2 delle altre di quelle 3, e non sia mai il Napoli si permetta di vince lo scudetto, il terzo scudetto, fa un'annata così e così, la tragica così, poi ne vince un altro, in 4 anni ne vincesse 3, sarebbe la fine proprio per l'Italia. È entrato Anghissà, il Camerun ha vinto, è tutto a posto, penso che non ci dovrebbero essere problemi, e io volevo fare questo recap qua, però forse è meglio lasciare, perché voglio farlo definito bene domani con tutta calma, magari parliamo anche dei nazionali, delle ipotesi di formazione, perché sarà interessante, mi risposto, sarà interessante vedere, lasciate il like, sarà interessante vedere le possibili ipotesi, no? Con Elmas, magari con Gilmour, Abbassi, De Bruyne, perché perdi anche Politano per qua probabilmente 2 o 3 settimane, la possibilità di vedere Spinazzola lì, oppure Neres, sempre con un Lang che dovrebbe cercare e trovare un po' più di spazio, magari nei secondi tempi. Lo facciamo questo approfondimento. Voi ricordatevi sempre che De Bruyne è il problema del Napoli. Da New York, Valerio Fruto è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Se volevate incastrarci, farci andare in freva, metterci paura, not tonight. Life is life e tu interrendi sospeso.